Alessio Martinello, un altro anno importante, ancora una volta la pista qua di cross per la Ruspadina, ma non solo. Che anno è questo, Alessio? Io ho 7 tagliandini, dovremmo entrare nell'8º. E quindi è ormai maggiorenne. Sì, 8ª edizione del Super Mare Sì. Cross, perché se poi parliamo da quando è nato la Ruspadina, che è tipica Ruspadina, parliamo di 23 anni. Ecco. Quest'anno quante spiagge, quanti i bagni sono i soliti, dunque Bagni dal Moro, Belvedere, Granso, le Palme, com'è che si chiama? Blue Marlin. Blue Marlin, ecco che mi sfuggiva. Blue Marlin, abbiamo tralasciato le spiagge libere perché era troppo oneroso, però i piloti non se ne sono accorti, l'abbiamo modificata leggermente già l'anno scorso, perché quest'anno il disegno, la lunghezza è quella dell'anno scorso. Loro dicono quest'anno è più bella, però in realtà è quella dell'anno scorso, perché il disegno è quello lì, abbiamo seguito le stesse misure. Ecco. Ecco, sul Super Mare Cross avete già prenotazione, avete già tutto pronto? Il Super Mare Cross quest'anno per la prima volta caschiamo come terz'ultima gara, terz'ultima che sarebbe la sesta, perché sono 2 a Taormina, 2 a Macarese Roma e 2 a Rosolina Mare, Rovigo. E praticamente qui chiudiamo il campionato. Ecco, l'anno scorso io ho intervistato alcuni dei tuoi piloti, grazie dei piloti che hanno partecipato, ma di caratura veramente internazionale, campioni europei, campioni italiani, e ci dicevano che è una delle piste più interessanti, perché poi per loro andare sulla sabbia è anche impegnativo nonostante le qualità che hanno. Allora, oggi, tanto per dire, avevamo qua a provare Tony Mulek, che lui fa la Dakar, l'anno scorso fra l'altro si è piazzato anche bene, se non ricordo quanto bene, ma si è piazzato bene. Se è venuto qua è perché va benissimo anche per quella disciplina lì, per fare il Dakar sarebbe il deserto, in poche parole. Ecco. L'ultima cosa, fuori onda ci dicevi che c'è una collaborazione con l'amministrazione forse più degli altri anni, quindi finalmente ci si crede molto a... E poi tra l'altro, lui non vuole, abbiamo anche Ulderico, ciao Ulderico! Ciao, buonasera! Ciao. Ecco, ti dicevo appunto che ci sta credendo molto e fortunatamente è anche un veicolo importante per il turismo del posto. Quest'anno dobbiamo ringraziare l'amministrazione perché sinceramente ci ha supportato, non che gli anni scorsi non ci abbia supportato, però quest'anno ci è impegnata di più, ecco, perché siamo partiti da programma. Noi volevamo partire i primi di dicembre e infatti siamo partiti i primi di dicembre. Sempre ringraziamo anche loro perché sono impegnati per farci i tanti documenti, perché sinceramente a stare qua a elencarli sono tantissimi. Immagino. Sicché conviene non farlo, perché a dire così, ma cosa ci vuole? È semplice, però se si è dentro si vede cosa serve. Sono tantissimi i documenti, ecco. Allora, vi ringrazio. Ci vuoi dire più o meno le date, quando possono venire a provare qua, quanto tempo durerà questa pista? Allora, questa è partita a dicembre e andrà a chiudersi con il Super Mare Cross del 22 e 23 febbraio. Si corre il mercoledì, sabato e domenica e tutti i festivi tranne che Natale e il primo dell'anno. Grazie ad Alessio, grazie a Ulderico, grazie a tutti gli amici del Motoclub. Dimmi che so che mi devi dire l'ultima cosa. Cosa ti devo dire stavolta? No, perché vedo che sei lì. No. Dirmi qualcosa. Tutti gli anni ti dico che quest'anno è stata più dura, invece quest'anno sinceramente alla fine, dai, è stata soft. Ma diciamo. allora non c'è neanche più il fascino della polemica. No, non vogliamo sempre polemizzare. Non c'è la polemica, non c'è. Ecco. No. Ciao ragazzi, complimenti come ogni anno. Grazie Buon di tutto. Natale a tutti. E buon Natale anche a voi e a tutti gli atleti che vengono allo Grazie, altrettanto.